Rocky era uno splendido pastore tedesco arruolato nella polizia locale del nord-est vicentino, un gran lavoratore, un cane antidroga morto da poco. Uno che evidentemente non scherzava con gli stupefacenti e che era ben conosciuto anche da spacciatori e consumatori. Però, come i veri poliziotti sanno instaurare un rapporto umano con i delinquenti, così anche Rocky evidentemente sapeva farsi voler bene, se non proprio dai pusher, almeno da qualche sconvoltone di buon cuore. Così ecco arrivare la lettera indirizzata a Rocky nel garage della polizia locale di Tiene. Saremo criminali, spacciatori e delinquenti, ma anche noi abbiamo sentimenti. Un cane non può avere alcuna colpa e quello che è successo dispiace anche a noi. Magari avete pensato che avessimo stappato una bottiglia, ma non è così. Ciao agenti, buona caccia. Ciao Rocky. Ora le possibilità che si tratti di una cosa costruita, di una mezza bufala, vengono però diminuite dal fatto che, a riprova della loro buona fede, gli autori del biglietto hanno lasciato anche una bustina di marijuana qualora ci fossero dubbi sulla serietà dell'omaggio. Rocky sicuramente avrebbe apprezzato, per lui l'ennesimo premietto da parte del suo agente, ma anche alla polizia locale hanno preso positivamente la cosa. Questa mattina quando mi hanno mostrato il biglietto, onestamente mi sono venuti i brividi. Si tratta di una attestazione, di una condoglianza relativa a un cane che abbiamo amato tutti quanti e che mi ha colpito profondamente. E per questo ci tengo anche a ringraziare coloro che hanno messo questo biglietto. E siamo tutti dalla stessa parte, siamo tutti per la vita. Anche noi salutiamo Rocky, che in questo momento si starà facendo una dose più che meritata di ossa e crocchette, naturalmente.